disposta una perizia cinematica per ricostruire la dinamica della morte del bimbo investito dalla nonna Zero Branco. La legale, anche un'amica di famiglia: avrei voluto esserci io al posto di Simone, racconta commossa. Spero che questo dramma non li divida. Intanto lunedì alle 9 la comunità darà addio al piccolo di 1 anno e 10 mesi, funerale con rito ortodosso nella chiesa di Sant'Alberto, numerosi messaggi di psicologi al sindaco. Con il caldo torrido, già diversi casi di bambini in ospedale quasi annegati nelle piscinette di casa, fondamentale il tempestivo intervento dei genitori, l'appello del primario di pediatria del Caponcello. Dalla canicola al maltempo nelle prossime ore e nella giornata di domani possibili temporali intensi con raffiche di vento e grandinate, ma la terza ondata di caldo, la più grave, è appena iniziata. Dopo il colpo della settimana scorsa a San Giacomo di Veglia, un'altra gioielleria nel mirino, nuova razzia a Casale sul Sile. Una coppia di anziani di Treviso finisce nella trappola del finto carabiniere, spariti gioielli per 70.000 euro. Il responsabile, 19 anni appena, arrestato dalla polizia. Picchiata, minacciata e sequestrata pur di impedirle di uscire, il marito, un 48enne di origini marocchine, ha patteggiato 1 anno e 10 mesi di reclusione. Nella sala del commiato del cimitero di Sant'Abona, lo strazio di Giovanni, fratello del 37enne, morto in moto con la fidanzata Jessica a Salgareda, presenti tanti amici e conoscenti. La provincia di Treviso taglia i fondi, stop all'edicola digitale delle biblioteche della Marca. L'amarezza degli utenti è un servizio molto apprezzato che nelle province vicine è stato mantenuto, dicono. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Dunque ancora la cronaca in primo piano, ancora la tragedia di Zero Branco, con il bimbo di 1 anno e 10 mesi investito dalla nonna nel cortile di casa. La Procura della Repubblica ha disposto una perizia cinematica e parla anche l'amica, avvocato della famiglia. Avrei voluto esserci io al posto di Simone, spero che da questo dramma escano più uniti e fortificati. Queste le sue parole. Non crede che nessuno possa capacitarsi di questa cosa qua. Senta avvocato, la sento molto scossa. Lei conosceva la famiglia, conosce la famiglia? Sì, molto bene. Poi il fatto che ci sia di mezzo un bambino per me è un dramma, veramente. Avrei voluto esserci io al suo posto. Non è il momento del diritto, ma solo quello della compassione per Ermira Azzuri, avvocato ma soprattutto amica dei familiari del piccolo Simone, il bimbo di 1 anno e 10 mesi morto dopo essere stato investito dall'auto guidata dalla nonna Valentina, ora indagata per omicidio colposo, con la procura che nelle scorse ore ha disposto una perizia cinematica. L'obiettivo: ricostruire gli ultimi istanti prima dell'incidente, calcolare la velocità del mezzo, le traiettorie, i tempi di reazione, l'eventuale evitabilità del sinistro nel cortile di questa casa in via Tiverona Zero Branco, dove tra gli altri erano presenti anche i genitori di Simone, mentre la sorella maggiore si trovava in auto con la nonna. Parallelamente gli inquirenti procedono per omessa vigilanza, ma per questa ipotesi non ci sarebbero iscrizioni nel registro degli indagati. In questo momento non ci sono diversificazioni, la famiglia è unita? Sì. Ok. Avvocato. Spero che non ci siano mai diversificazioni, spero che siano sempre uniti, e lo auguro io con tutto il cuore, che questo dolore li fortifica, non li separi. Una famiglia che resta ammutolita, quella di Simone, prostrata. I vicini di casa si stanno occupando di loro con piccoli grandi gesti concreti. Ieri sera tutte le bambine ci siamo riunite attorno alla sorella più grande per distrarla. La nonna quasi non cammina più dal dolore, purtroppo, quindi bisogna dargli una mano e stargli vicino in questo momento. I genitori distrutti, non si danno pace. Era bravissimo, un angelo proprio. E dalla procura è arrivato anche il nulla osta. I funerali si terranno lunedì alle 9 nella chiesa di Sant'Alberto, frazione di Zero Branco, con rito ortodosso. Simone, sole dei nostri giorni, sei diventato stella del nostro cielo, il messaggio dei genitori, e c'è una catena di solidarietà. Al comune di Zero Branco sono arrivate le disponibilità di imprenditori e psicologi. La richiesta della famiglia è quella che i funerali si svolgessero nella comunità dove loro ormai vivono da tempo e dove era cresciuto anche Simone.
Riposerà nel cimitero di Sant'Alberto a Zero Branco il piccolo Simone, con un'intera comunità pronta a dirgli addio lunedì mattina alle 9 nella chiesa della frazione, dove sono attese centinaia di persone. In tanti conoscevano i genitori Olga e Yurie e anche la nonna Valentina, ora indagata per la morte del piccolo travolto in auto nel cortile di casa. Un dramma che, se da un lato ha riproposto il solito problema dei leoni da tastiera con alcuni commenti social indicibili, dall'altro ha confermato l'esistenza di una catena umana di solidarietà fatta di imprenditori, cittadini, professionisti. Anch'io stesso nelle ultime ore ho ricevuto da parte di molte persone una disponibilità all'aiuto della famiglia sotto vari punti di vista, addirittura anche qualche psicologo, insomma, si è fatto avanti. Certo che di fronte a dolori così grandi non so se la psicologia possa essere un lenitivo o possa essere uno strumento, ma immagino vadano provate tutte le strade possibili per provare ad avere degli elementi in più, non per capire ma per affrontare poi il dolore. Intanto i genitori hanno dedicato al loro piccolo una frase semplice ma carica d'amore nell'epigrafe che annuncia i funerali, che si terranno con rito ortodosso e saranno officiati da padre Marius Cociorva, parroco della chiesa romena di Treviso. Simone, piccolo sole dei nostri giorni, sei diventato stella del nostro cielo, continuerai a brillare dentro ogni nostro respiro. Il messaggio di mamma e papà. Il sindaco li ha incontrati. Sì, la famiglia ha proprio detto: noi non vogliamo nulla, noi non chiediamo nulla. È anche, devo dire, concepibile in un momento del genere. Anche da parte loro la volontà è quella di richiudersi un attimo all'interno delle proprie mura per ritrovare anche non un senso a una roba che non può avere un senso, ma provare a ritrovare leggermente loro stessi per poi dover affrontare anche tutto il resto. E c'è un allarme specifico che riguarda i più piccoli, del quale dobbiamo darvi conto, perché nelle prime settimane di questa torrida estate si sono già verificati diversi casi di bambini finiti all'ospedale con sindromi d'annegamento dopo essere scivolati nelle piscinette di casa. Per fortuna il tempestivo intervento dei genitori ha evitato conseguenze gravi. Da qui l'appello del primario della pediatria del Cafoncello. L'altra cosa, attenzione al caldo, è sempre sotto controllo quando sono nelle piscinette. Questo ci è capitato 2 o 3 casi di, per fortuna andati bene, ma di incidente, diciamo, durante il bagnetto, che bisogna si è tuffato, non sento nulla, vai lì e lo tiri su. Allora, se il genitore è lì, tutto si risolve, non ha gran paura, ma se non si entra in casa, non si lascia mai i bambini soli nelle piscinette, sempre l'adulto deve averlo sott'occhio, perché altrimenti quello è un rischio, quello dell'annegamento. In questi giorni di grande caldo, attenzione ai più piccoli quando fanno il bagno al mare o nella piscinetta in giardino. A lanciare l'appello è il primario della pediatria di Treviso. Nelle prime settimane di questa torrida estate si sono già registrati diversi casi di bambini finiti al pronto soccorso pediatrico con sindromi da annegamento. Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento dei genitori, si sono evitate conseguenze gravi. La sorveglianza deve essere costante. Se il bimbo cade a faccia in giù, potrebbe non farcela a risollevare la testa anche in pochi centimetri d'acqua. Ed in questa nuova ondata di calore che sta rimettendo a dura prova anziani e fragili, è bene fare attenzione anche ai più piccoli. I bambini fanno parte poi dei fragili quando c'è molto caldo, le attenzioni come si raffreddano anche si riscaldano molto più rapidamente, quindi non portarli fuori nelle ore calde, non lasciarli in macchina neanche 10 minuti, però può succedere, farli bere molto, portarli fuori solo la mattina, alla sera, ma bere veramente molto. In termini di ricoveri in pediatria, fino ad ora il caldo non ha comunque avuto un impatto importante. Qualcuno sì, qualcuno con qualche colpo di calore, un po' più facile la disidratazione se hanno la gastroenterite, però devo dire, non è che numericamente significa che cosa? Che bene o male, insomma, i genitori, i caregiver stanno attenti e sanno come gestire. E torna il maltempo che già in queste ore vede un aumento dell'instabilità con qualche rovescio temporale, specie sui rilievi in estensione in serata alla Pedemontana e alla pianura occidentale, con la possibilità di locali fenomeni intensi. Domani ci sarà maggiore instabilità con probabili rovesci e temporali sparsi, localmente anche intensi. Parliamo di forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate. Alla luce di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha diramato
confermato l'allerta gialla, fase di attenzione per temporali su tutto il territorio regionale per l'intera giornata di domani sabato. In alcune zone del territorio l'allerta sarà gialla anche per rischio idrogeologico. Più in generale si prospetta una settimana difficilissima per le condizioni meteo, l'innalzamento importante delle temperature causerà locali temporali con grandine, ma anche la possibilità di trombe d'aria. Ne abbiamo parlato con il nostro generale Giancarlo Iannicelli. Saranno giorni torridi quelli di metà luglio. Dall'Africa torna sulle nostre zone l'aria calda e secca dei deserti. L'anticiclone, il promontorio africano subsahariano, si va rafforzando gradualmente e quindi sarà ben in forma già a iniziare dai primi giorni della prossima settimana, ci farà fluire ancora aria calda e questo porterà le temperature di nuovo a 35-36 gradi, forse localmente anche più. Ripeto, non mi stancherò mai di dirlo, sono temperature rilevate e previste all'ombra. Che vuol dire al sole anche oltre i 50 gradi, con seri pericoli per la salute. Essere sottoposti a raggi che ci portano la temperatura a 50-55 gradi è abbastanza critico. Insomma. Senta, ma il nostro anticiclone delle Azzorre e quelle estati temperate che ormai ci stiamo dimenticando? Ma il buon anticiclone purtroppo anche adesso c'è un accenno, però si presenta debole, non è più l'attore principale come era fino a qualche anno fa. Effetti del cambiamento climatico globale che porta sopra di noi un'energia che sconvolgerà l'attuale situazione meteorologica, provocando localmente forti precipitazioni. Il tempo è in evoluzione continua, quindi basta un indebolimento, questo sicuramente la prossima settimana, anche temporaneo, basta l'impulso freddo, il calore c'è, quindi l'energia c'è sospesa molto forte, quindi facilmente si può accendere e dare il temporale. Quindi dobbiamo aspettarci anche qualche grandinata? Ma certo, con questa situazione, poi con questo grande calore, con questa grande energia, la grandinata ci può essere, ma soprattutto i chicchi di grandine diventano sempre più grandi, quindi sempre più dannosi. Ma le previsioni non certo rassicuranti non finiscono qui, perché sempre complice la forte energia sospesa potrebbero esserci anche fenomeni di vento forte, soprattutto in pianura. Generale, ma dobbiamo aspettarci anche vento forte e magari qualche tromba d'aria? Ma certo, il tromba d'aria è legata a questo fenomeno appunto dell'impulso d'aria freddo che mette in moto tutto questo movimento di masse d'aria e quindi il movimento di masse d'aria dal vento forte, da poi il rovescio, quindi con le grandinate. Certo, colpi di vento molto molto forti e spesso sono più dannosi addirittura della precipitazione. E resta inalterato il tema della siccità con il consorzio Acque Risorgive che opera tra Veneziano e Marca Trevigiana, che deve far fronte alla carenza di acqua attraverso un piano di irrigazione a turni. L'aumento della temperatura rispetto al 2022, le proiezioni ancora che ci sono, che portano a un maggiore fabbisogno della cultura e anche a un maggior fabbisogno ambientale, perché in questi canali che hanno appunto un uso promiscuo passa l'acqua di pioggia quando ce n'è, distribuiamo l'acqua per l'irrigazione, ma sono canali vivi e quindi c'è un ambiente che cerca di sopravvivere all'interno di questi corsi d'acqua, aumentando le temperature, aumenta anche la temperatura dell'acqua, viene meno l'ossigeno e quindi c'è una difficoltà per la fauna ittica. L'aumento delle temperature e di conseguenza la mancanza di neve sulle montagne sono due fattori che rendono più critica la situazione idrica rispetto al 2022. Per questo il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ha programmato a partire da lunedì una turnazione di distribuzione fra i sottobacini e una su 3 settimane tra i bacini irrigui. La situazione è molto critica perché queste 3 fonti per noi sono tutte e 3 in crisi. Manca l'acqua nei fiumi e si è abbassata di molto il livello dell'acqua nelle falde. È proprio l'assenza delle precipitazioni attesa delle prossime settimane che ci porta ad attivare un piano di turnazione. Abbiamo a disposizione dei dati satellitari che ci fanno sapere qual è la cultura e il fabbisogno delle culture sul territorio e quindi riusciamo ad intuire, a calcolare quali sono le aree che avranno più bisogno di acqua nelle prossime settimane rispetto alle altre e quindi pianificare la distribuzione.
Purtroppo dai grandi fiumi le acque che deriviamo sono inferiori rispetto alle esigenze e quindi non possiamo distribuirla contemporaneamente come si fa in anni tipici, ma dobbiamo mandare una settimana l'acqua verso una zona e le altre settimane verso le altre. Il piano riguarda 52 comuni, dei quali 18 nell'area veneziana, 23 in provincia di Padova, 11 in provincia di Treviso. Stiamo cercando di distribuire appunto l'acqua con il doppio obiettivo, tenere acqua per mantenere in vita quello che si riesce e riuscire a distribuire per i pochi prelievi che sono necessari ai fini irrigui. L'ente ha comunicato il piano ai sindaci e alle organizzazioni agricole, facendo seguito all'ordinanza con cui il governatore Stefani ha dichiarato lo stato di crisi idrica. Intanto nasce la task force regionale voluta dall'assessore Elisa Venturini tra istituzioni, gestori, università e territori insieme per affrontare la sfida. Noi attraverso la distribuzione capillare che abbiamo siamo in grado di portare quella poca acqua in tutte le zone del nostro territorio. Dobbiamo solo sperare nelle piogge, perché se le condizioni restassero queste vuol dire che nel giro di 15-20 giorni potrebbero essere messe in difficoltà o a rischio anche le turnazioni. Servono però interventi strutturali, come ha evidenziato anche Legambiente. Purtroppo oggi l'acqua quando arriva si concentra in pochi giorni dell'anno e quindi noi abbiamo bisogno di fermare quest'acqua all'interno degli invasi. Questi invasi potrebbero essere sia realizzati dai comuni, mentre altri piccoli invasi dovrebbero essere realizzati dalle aziende in modo da avere una disponibilità d'acqua per i periodi di emergenza. Ritorniamo alla cronaca, perché dopo il colpo della settimana scorsa a San Giacomo di Veglia, Vittorio Veneto, ai danni di una gioielleria, un altro furto di oro e preziosi è stato messo a segno, stavolta a Casale sul Sile. La sirena di allarme è risuonata di notte in pieno centro a Casale sul Sile. Una banda di ladri ha messo a segno un colpo alla gioielleria Preziosismi di via Vittorio Veneto, forzando un ingresso sul retro dell'edificio. Del colpo, con un bottino non ancora quantificato, è stata informata anche la sindaca, arrivata sul posto poche ore dopo il furto. Ed è un grande dispiacere per tutta la comunità, per questo danno ovviamente che è stato provocato a questo negozio che ormai conosciamo da tanto tempo. I titolari, ancora scossi per quanto accaduto, hanno preferito non rilasciare dichiarazioni, chiedendo tranquillità dopo un episodio che ha segnato la loro attività professionale e la normalità della vita quotidiana. Sono molto scossi, come può succedere a chiunque di noi quando siamo presi nella sicurezza dei nostri ambienti. Il negozio è un po' come una casa per le persone che ci passano tutta la giornata, è casa loro, e quindi c'è anche quasi una violenza a vedersi arrivare gente, vedere che hanno toccato, hanno preso, a parte ovviamente il danno economico che è grandissimo, ma c'è anche un senso di insicurezza che si ingenera ovviamente nelle persone. Sul fatto indagano i carabinieri che stanno visionando le tante immagini a disposizione. Per fortuna a Casale sono rari questi episodi perché c'è una copertura di telecamere molto capillare, quindi ora sappiamo che i carabinieri stanno facendo le loro indagini e speriamo che ben presto queste persone siano assicurate alla giustizia. Gli occhi elettronici sono presenti sullo stesso negozio preso di mira dai ladri, sul vicino municipio e su altre attività commerciali presenti lungo la strada provinciale. A Casale è attivo anche il controllo di vicinato. Come statistiche sicuramente Casale è un territorio molto tranquillo, però noi siamo sempre in guardia ed è per questo che stiamo continuando a implementare altre telecamere su tutte le principali vie di fuga. Il vicino sistema autostradale è molto controllato e potrebbe non essere una via di fuga preferenziale per i malviventi. Le zone più a rischio sono in genere quelle lontane dal centro. È più una questione magari quando si è in mezzo ai campi, è più problematico, invece qui effettivamente in centro è una sorpresa perché di solito non avvengono. Ancora la truffa del finto carabiniere, ancora delle vittime, parliamo di una coppia di anziani, sono spariti gioielli per 70.000 euro. Il responsabile, 19 anni appena, è stato arrestato dalla polizia. Buongiorno, la vostra macchina è stata utilizzata per commettere una rapina. È iniziata così la telefonata del finto carabiniere ad una coppia di trevigiani, 82 anni lui, 62 lei. Ma questa volta al truffatore, un 19enne campano, non è andata bene, perché il giovane è stato notato al telefono con fare sospetto da alcuni residenti in zona Fra Giocondo. Così una pattuglia si è avvicinata
Il truffatore, gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e contro la persona, stava uscendo frettolosamente da un appartamento in via Massimo d'Azeglio. È stato fermato prima che potesse darsi alla fuga. Sulle spalle uno zainetto, occultati all'interno c'erano monili in oro e preziosi del valore di circa 70.000 euro, orologi e gioielli che il 19enne si era fatto consegnare dalle vittime della truffa. Per il giovane si sono aperte le porte del carcere di Santa Bona. A raccontare quanto accaduto proprio la coppia raggirata e derubata. Quando i coniugi si sono presentati in questura per la denuncia, hanno spiegato di essere stati contattati da un finto carabiniere che ha riferito che la loro macchina era stata utilizzata per commettere una rapina e che di lì a poco un delegato si sarebbe recato a casa loro per fare delle verifiche. L'interlocutore ha dato al marito indicazioni di raccogliere e mettere a disposizione tutti i preziosi presenti nell'abitazione perché era necessario escludere che gli stessi fossero parte della refurtiva, mentre alla moglie è stato detto di recarsi tempestivamente in caserma per formalizzare la denuncia. Alla porta poco dopo si è presentato il 19enne riuscendo ad entrare e farsi consegnare i gioielli. Il truffatore è stato arrestato e i gioielli sottratti restituiti alle vittime. E un tentativo di truffa ai danni di un'anziana che era alla guida della sua auto è stato denunciato pubblicamente dal sindaco di Breda di Piave, ma nelle scorse ore, sempre a Breda di Piave, si è registrato anche un furto in abitazione. L'ondata di furti in piena estate ha toccato anche Breda di Piave. È lo stesso sindaco Cristiano Mosole a lanciare l'allerta e un appello. Ieri sera un furto avvenuto in zona Bacil, forze dell'ordine naturalmente allertate e cercheranno di individuare chi sono i responsabili. La raccomandazione naturalmente certamente chiamare sempre il 112 112, chiudere porte, finestre, tutti i serramenti e attivare l'impianto d'allarme se lo si ha, anche se si va via per 5 minuti, perché possono essere quel tempo fondamentale che ci espone al rischio. Ma anche in pieno giorno i criminali entrano in azione, come è successo in via Piave tra San Bartolomeo e Candelù. Del tentativo di truffa rimane vittima una donna ultra ottantenne di Breda. La truffa della finta collisione tra veicoli, in questo caso 2 auto, ma sapete che può essere anche il motorino, può essere lo specchietto, in questo caso hanno simulato una strisciata. Fortunatamente la signora è riuscita ad evitare la truffa, ma stiamo attenti. In questo caso parliamo di 2 soggetti, uomo-donna di origine straniera dalla parlata, con un'auto bianca simile a una Golf. Naturalmente verrà sporta denuncia e visioneremo gli impianti di videosorveglianza per cercare di capire qual è l'auto. Stiamo attenti, naturalmente non cadiamo in questi tentativi. Una dinamica simile, sempre con un uomo e una donna protagonisti, stavolta con una vettura scura, si è registrata in questi giorni ad Arcade. Ecco, guarda, questo è il segno che poi hanno fatto scendendo dall'auto. Come si vede è cera perché guarda, vedi? È olio, cera, viene via subito, quindi non può essere un graffio fatto da una macchina contro uno specchietto o una carrozzeria, insomma. A tutti i cittadini i sindaci fanno la medesima raccomandazione. Se succede, chiamare immediatamente le forze dell'ordine, ripeto, i carabinieri al 112 o la polizia locale. Mi raccomando, facciamo attenzione. Ladri in azione anche a Spresiano, nella scuola Lovarini. Sono entrati approfittando del cinema all'aperto, ma sono rimasti bloccati dentro. Hanno forzato poi una finestra per uscirne. Bottino, un computer. Il colpo messo a segno forse da alcuni ragazzi nella notte tra l'8 e il 9 luglio. Nel mirino la scuola Lovarini di Spresiano in via Ugo Foscolo. Sono entrati approfittando del cinema all'aperto, manifestazione che si stava svolgendo nel piazzale della scuola. Intorno alle 23:30 gli addetti comunali hanno sistemato le sedie all'interno del plesso, poi hanno chiuso a chiave ed hanno inserito l'allarme. I ladri, che molto probabilmente erano entrati prima, sono rimasti bloccati all'interno. Solo alle 3 del mattino hanno deciso di uscire portandosi via un computer in dotazione alla scuola, forzando sia la porta di un bagno, il piano terra, che la finestra ed ovviamente facendo scattare l'allarme. La rabbia del sindaco della Pietra, fatto increscioso. Rubare è un reato, rubare a una scuola se possibile è ancora peggio. Allora, al di là del fatto che è da stupidi sottrarre un computer, perché a oggi pare che questo sia l'elemento che manca,
ma ancora stanno controllando sia il corpo insegnante sia i collaboratori scolastici per verificare se manca qualcos'altro. Tra l'altro già stata fatta denuncia da parte della preside. Il comune intanto sta valutando i danni riportati alla finestra e alla porta della scuola, poi presenterà denunce ai carabinieri. Io mi auguro davvero che vengano trovati presto gli autori di questa cosa qua e poi dopo che paghino tutto quello che devono pagare. Una bravata che ha costretto l'intervento dei ranger allertati dall'allarme scattato dopo che è stata forzata la finestra. Ho ancora diversi fatti di cronaca di cui darvi conto, ma lo farò subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per entrare in tribunale a Treviso, c'è la cronaca giudiziaria, vi parliamo di un grave caso di violenza domestica. Un uomo originario del Marocco ha patteggiato. Una vita di maltrattamenti, botte e minacce. Nel maggio 2025 l'uomo aveva tenuto segregato in casa la donna per impedirle di raggiungere Verona per alcune pratiche burocratiche presso il consolato marocchino. Qualche settimana prima, nell'aprile dello scorso anno, aveva vissuto una notte di terrore. Il marito le aveva puntato alla gola un coltello e lei era stata costretta a rifugiarsi nella camera delle figlie. Un incubo durato oltre 10 anni fino alla denuncia della donna esasperata dalle violenze. L'uomo, 48 anni di origine marocchina, ha patteggiato in queste ore 1 anno e 10 mesi di carcere per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e sequestro di persona. I fatti erano accaduti tra le mura di un'abitazione a Volpago del Montello. Ogni cosa facesse la donna era un pretesto per il 48enne per picchiarla ed umiliarla. Il tutto si svolgeva davanti agli occhi dei figli minorenni della coppia. L'inchiesta, coordinata dal pubblico ministero Davide Romanelli, aveva portato alla luce un sistema di soprusi iniziati nel 2016. Il colpo di scena è arrivato nell'ultima udienza, quando il marito si è dichiarato pentito ed ha chiesto alla moglie di poter tornare con lei e riunire la famiglia. Così la donna ha accettato, circostanza che ha portato al patteggiamento a 22 mesi di reclusione. Il collegio giudicante ha contestualmente disposto la revoca della misura cautelare del divieto di avvicinamento, spegnendo anche il braccialetto elettronico che l'uomo indossava dallo scorso anno. Cerimonia di commiato nel cimitero di Santabona per Francesco Paolo Fecarotta, morto con Jessica alla face sabato scorso nell'incidente in moto lungo l'argine del Piave a Salgareda. Straziante la lettera letta dal fratello Giovanni. Ogni volta che qualcuno sorrideva anche tu. Ogni volta che un bambino si avvicinava e tu lo si sussurrava, diventavi bambino anche tu. Ogni evento, ogni piazza, ogni festa era un'occasione per lasciare qualcosa. Ed è per questo che oggi il dolore è così grande. C'è tutto lo strazio di chi ha perso un fratello nella lettera che Giovanni Fecarotta ha letto oggi al saluto di Francesco Paolo, morto con Jessica alla face nell'incidente in moto di sabato scorso lungo la strada dell'Argine del Piave tra Salgareda e Noventa. Un dolore immenso scandito nelle parole risuonate all'interno della sala del commiato nel cimitero di Santabona, prima che la salma del 37enne partisse per la Sicilia, dove si svolgeranno i funerali. Ci ha insegnato una cosa, senza nemmeno accorgersi. La ricchezza più grande non sono le cose che possediamo, ma il bene che lasciamo nel nostro. Tanti amici, ma anche tanti conoscenti, hanno voluto salutare per l'ultima volta l'ideatore con i fratelli dell'Ape Cannolo, che l'ex sindaco di Villorba, Marco Serena, presente alla cerimonia, ha ricordato di aver sostenuto, rilasciando l'insolita licenza alla vendita. Prima di Giovanni era stato il parroco di Santabona, don Federico Testa, a ufficiare una breve cerimonia di preghiera, cercando parole di conforto nella fede. Infine il gesto della mamma Rosalia, che prima ha sostenuto il figlio Giovanni e poi ha lungamente baciato la foto di Francesco Paolo, come segno di un amore materno che va oltre la morte. Voltiamo decisamente pagine ai temi dell'attualità. La provincia di Treviso taglia i fondi, stop all'edicola digitale delle biblioteche nella Marca, l'amarezza degli utenti che dicono un servizio molto apprezzato che nelle province vicine invece è stato mantenuto.
Da oltre un mese il servizio di edicola digitale delle biblioteche della provincia di Treviso non è più attivo. Cliccando con le proprie credenziali su tutte le testate, ecco il messaggio: non disponibile. Disappunto da parte degli utenti che quotidianamente consultano il servizio di MLOL, la piattaforma di tutte le biblioteche italiane che consente, oltre ai prestiti di libri, la consultazione di migliaia di quotidiani e periodici da tutto il mondo in versione digitale. E monta la protesta. Non c'è stata comunicazione, so da amici che le altre province, per esempio la provincia di Venezia, è un servizio che è ancora attivo. Ho chiamato una biblioteca per capire come mai il servizio, se era la mia utenza che per qualche motivo è stata bloccata. In realtà mi è stato detto che c'era un problema, pare, di fondi e che era tutto in mano alla provincia e che avrebbero consultato i vari comuni per decidere da farsi. E proprio di un problema di fondi si tratta. La provincia di Treviso ha deciso di sospendere il pagamento di questo servizio che, pur poco pubblicizzato, era molto apprezzato dagli utenti, ancor più d'estate, per gli anziani che possono evitare di uscire al caldo consultando le pubblicazioni da casa, per chi è in vacanza e vuole restare aggiornato, per i giovani che, sfruttando le molte testate in inglese, francese o tedesco, approfittano per rinfrescare la conoscenza di una lingua straniera, un taglio che lascia l'amaro in bocca anche perché effettuato su un settore come quello della cultura e dell'informazione che purtroppo sta già scontando tante sforbiciate. La sospensione del servizio potrebbe non essere definitiva, fanno sapere dalla provincia, che nei prossimi mesi intende coinvolgere i comuni. Sta di fatto che per i trevigiani il servizio non è più accessibile. E i cittadini, come sempre, ne pagano le conseguenze. I tempi, se poi sono la pubblica amministrazione, posso immaginare siano un po' più lunghi del solito. E rischiamo magari anche di passarci l'estate senza aver modo di consultare le riviste online, i quotidiani online, e soprattutto anche per la popolazione di una certa età che può evitare di uscire con il caldo e continuare ad apprezzare questo servizio, si ritrova effettivamente ad affrontare anche le calure estive con le problematiche che sappiamo tutti. I marciapiedi di via Zanella sono sconnessi e insicuri, lo avevano denunciato ai nostri microfoni residenti e abbiamo raccolto la risposta del sindaco Conte. Qui siamo nel disastro più completo e sono anni che siamo in questa situazione senza fare assolutamente niente. Il problema è che basta vedere i marciapiedi come sono messi. Questa è la lamentela portata ai nostri microfoni dai residenti di via Zanella a Treviso. L'appello per una sistemazione della zona è arrivato al sindaco Mario Conte. È un appello che condivido e che ho a cuore. È un tema molto dibattuto perché la soluzione, quella più semplice, però probabilmente anche quella non praticabile, è quello dell'abbattimento di un intero filare di alberi che sono tra l'altro molto belli e che hanno raggiunto delle dimensioni importanti. La trafficatissima strada di Selvana, teatro in passato anche di incidenti mortali, è tra le più verdi della città, ma alberi e viabilità, specie pedonale, spesso non vanno d'accordo. È una situazione complicata, c'è chi vorrebbe togliere gli alberi e chi invece li vorrebbe mantenere. Io vorrei entrambi, voglio mettere in sicurezza i pedoni e anche tenere gli alberi, quindi chiedo ai cittadini un po' di fiducia, un po' di pazienza, stiamo studiando una soluzione tecnica che ci consenta di ottenere entrambi. Il vicino fiume Limbraga, che per un tratto costeggia proprio via Zanella, potrebbe essere un alleato nei piani del comune. Stiamo studiando delle soluzioni alternative sul lato fiume, o risagomando il canale con una passerella a sbalzo. Devo dire che sul tema con la consigliera Tronchin, che è la consigliera di riferimento del quartiere, ci stiamo lavorando con grande impegno, quindi conosciamo il problema e siamo anche convinti che nel giro di qualche mese da un punto di vista progettuale potremo trovare una soluzione che ci consenta di mettere in sicurezza il passaggio dei pedoni, degli anziani, dei passeggini, ma allo stesso tempo di non sacrificare un patrimonio di verde che francamente è davvero importante e anche molto bello in quel viale. Sarà un modo per riportare i giovani sul Monfenera. Questo è l'obiettivo del restauro della caserma di proprietà del comune di Pederobba, che sarà inaugurato domenica prossima. L'intervento, finanziato con fondi europei, permette l'utilizzo pubblico della struttura e dell'intera area di pertinenza, raggiungibile dal quinto tornante della strada per Monte Tomba e Cimagrappa. Sarà centro di attività sociali e culturali, ma soprattutto naturalistiche, dedicate ai gruppi giovanili con l'intento di coinvolgerli nel rilancio
rilancio del Monfenera e delle sue produzioni, dalle castagne al miele. Appuntamento domenica mattina quindi con un bus navetta che da Pederobba porterà alla casera nel bosco quanti vorranno partecipare a questo taglio del nastro importante per il territorio. E noi adesso andiamo a Belluno. Un pedinamento, il blitz all'alba e 2 arresti dopo un tentativo di fuga. I carabinieri di Feltre hanno recuperato ben 37 quintali di cavi di rame appena rubati da un'azienda del Veronese. Ci racconta tutto Tiziana Bolognani. È partito da Feltre il blitz che ha permesso di sgominare una banda specializzata nei furti di metalli industriali. L'operazione è scattata all'alba dell'8 luglio dopo settimane di controlli intensificati in seguito a numerosi colpi messi a segno tra Bellunese e province limitrofe. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Feltre hanno individuato 2 veicoli sospetti e li hanno seguiti, coordinando l'intervento con i colleghi di Caprino Veronese e con la Polizia Stradale di Verona. Il primo mezzo, un furgone Renault, è stato fermato nei pressi di Lazzise dopo un tentativo di fuga. Nel cassone, chiuso con un lucchetto, c'erano circa 37 quintali di cavi di rame appena rubati, oltre ad arnesi da scasso e una radio ricetrasmittente. Pochi minuti dopo è stata bloccata anche un Audi A3 nell'area di servizio Monte Alto Ovest sull'autostrada A4. Ha a bordo altri strumenti da scasso, 2 ricetrasmittenti sintonizzati sulla stessa frequenza e la copia della chiave del lucchetto del furgone. Le successive indagini hanno portato i militari fino a un'azienda di lavorazione del marmo a Volarnie nel Veronese, dove durante la notte erano stati sottratti i cavi di rame, poi restituiti al proprietario. Arrestati 2 cittadini bulgari di 47 e 53 anni, entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio. Per uno dei 2 è emerso anche un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Pavia nel 2022, con oltre 2 anni di pena da scontare. Dopo la convalida dell'arresto, uno è stato sottoposto all'obbligo di firma, mentre l'altro è rimasto in carcere. Nuovo colpo della squadra mobile di Belluno contro lo spaccio di droga, arrestato un 31enne. Era da alcuni giorni sotto osservazione degli investigatori della squadra mobile di Belluno. Il blitz è scattato mercoledì mattina quando gli agenti della sezione antidroga hanno fermato un bellunese di 31 anni a Santa Giustina mentre si trovava a bordo della propria auto. Durante il controllo è stata trovata una piccola quantità di marijuana, un elemento che ha spinto la polizia ad estendere la perquisizione all'abitazione dell'uomo. In casa gli agenti hanno sequestrato 308 grammi di marijuana e 200 grammi di hashish, oltre a un bilancino di precisione e al materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Secondo gli investigatori, il quantitativo di droga lascia ipotizzare un'attività di spaccio destinata con ogni probabilità a giovani residenti nell'area della Destra Piave. Il 31enne incensurato è stato arrestato in flagranza con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. In un primo momento è stato posto agli arresti domiciliari. Dopo la convalida dell'arresto, l'autorità giudiziaria ha disposto nei suoi confronti l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le indagini della squadra mobile proseguono. 5 casi in appena 2 settimane, 4 nel Bellunese e 1 nel Trevigiano. E l'allarme è lanciato da Adiconsum dopo le segnalazioni di automobilisti rimasti con l'auto in panne a causa, secondo le prime verifiche tecniche, di gasolio contaminato da acqua e altre impurità dopo il rifornimento. I danni ai motori sono pesanti. Per riparare gli impianti di alimentazione servono in media tra i 3 e i 4.000 euro, con punte superiori ai 4.500. In diversi casi i guasti hanno mandato all'aria partenze e vacanze estive. L'associazione invita gli automobilisti che dovessero riscontrare problemi analoghi a conservare la ricevuta del rifornimento, far eseguire una perizia dal meccanico e presentare a reclamo per chiedere il risarcimento. Adiconsum chiede anche controlli più rigorosi sulla qualità dei carburanti distribuiti sul territorio bellunese e non. Anche per la rete dei soccorsi in montagna è partita ed è operativa la rete del SUEM 118 dell'Ulsu 1 Dolomiti, Falco 1 e Falco 2 operativi nell'arco di 12 ore dall'alba al tramonto. Ancora Bolognani.
poco dopo l'alba, fino al tramonto. Nel solo mese di giugno all'attivo già 79 missioni, in crescita rispetto allo stesso periodo del 2025. Si muovono sopra le nostre teste e la loro vista è l'immagine plastica dell'esistenza degli angeli terreni. Entrare dentro i falchi è il modo più efficace per scoprire davvero cosa ci sia dietro ad ogni soccorso. Siamo tutti focalizzati a guardare questa bellissima macchia gialla che vola nel cielo, ma il percorso del soccorso parte ben prima e quindi abbiamo cercato di fare il focus sull'intero cronoprogramma di assessment che parte dalla chiamata dell'utente, del cittadino, fino all'attivazione del soccorso più adeguato a quel contesto. La missione inizia quando gli infermieri della centrale operativa del 118 rispondono alla chiamata del cittadino che non chiede l'elicottero ma la migliore risposta possibile nel minor tempo possibile. E quindi dietro le quinte che inizia la costruzione dell'intervento. Oltre 17.000 le chiamate al 118 nei primi 6 mesi del 2026, in calo deciso più del 20% dopo l'attivazione del 116-117, il numero unico della continuità assistenziale. Pur se le chiamate che hanno richiesto l'invio di almeno un mezzo di soccorso sono cresciute del 4,4%. La parola d'ordine è appropriatezza ed è utilizzo migliore di tutti i servizi che abbiamo a disposizione. Con l'aiuto dei cittadini e di coloro che poi partecipano direttamente e indirettamente al soccorso abbiamo bisogno di rendere efficiente questo sistema, che significa utilizzare bene le risorse che abbiamo, in modo particolare utilizzare il soccorso, il mezzo di soccorso più adeguato al contesto che viene richiesto. Nella sala convegni del San Martino ci sono davvero tutte le figure chiave del 118, dalla direttrice del servizio, la dottoressa Cristina Barbarino, agli infermieri, all'equipe di Falco, medico, infermiere, tecnico del soccorso alpino, pilota e tecnico aeronautico. La coscienza nel saper frequentare le montagne è fondamentale, dice il direttore generale di Falco, commentando le missioni di soccorso agli illesi che nelle statistiche continuano a rappresentare uno zoccolo duro, difficile da scalfire. Se già gli accessi alle nostre meravigliose montagne fossero fatte con un'attenzione maggiore, con un senso di coscienza delle possibilità e dei possibili rischi che ci sono, già probabilmente questa percentuale potrebbe ridursi. Quindi far comprendere che sono dei luoghi meravigliosi, ma sono dei luoghi che hanno una loro cultura, che meritano un loro rispetto e che bisogna affrontarli con grande attenzione. Annunciata così una campagna informativa multilingue e una interlocuzione con le forze dell'ordine e le scuole per accrescere cultura e sensibilità verso un servizio prezioso, operativo H24 grazie alla rete regionale. Il volo notturno è all'interno di un concetto di rete, per fortuna, devo dire, questo ci aiuta a utilizzare meglio le risorse che abbiamo. È un fenomeno che è in continuo cambiamento, quindi lo osserviamo, lo monitoriamo e cercheremo di fare anche le nostre proposte per ottimizzarlo al meglio. Non ho ulteriori aggiornamenti da darvi né dalla provincia di Belluno né dalla Marca Trevigiana. Subito dopo la sigla c'è il meteo. Grazie davvero per l'attenzione come sempre e buon proseguimento.